il punto è un altro. Insomma, intanto abbiamo capito che non siamo un partito di protesta. Sappiamo che c'è un'ingiustizia fiscale, però non siamo qua per urlare slogan e per raccogliere le masse per motivi elettorali. Il punto è che c'è un problema e bisogna trovare una soluzione. Il problema lo sentiamo nella pelle, lo conosciamo tutti, c'è un problema fiscale enorme. È inutile venire qua a parlare a dei consiglieri comunali e dei sindaci dell'ingiustizia fiscale che le amministrazioni comunali subiscono anno dopo anno, perché possiamo anche parlare di numeri perché li abbiamo calcolati nella totalità della Regione Veneto, tutte le risorse che escono e tutte le risorse che non rientrano. C'è una sproporzione inaudita nella storia, nel tempo, geograficamente non c'è un esempio così. Quando parliamo di un agente fiscale di 20 miliardi di euro ogni anno e lo proponiamo a qualche, nel mio caso, qualche collega straniero, mi dicono che è impossibile, cioè non è possibile, devo aver raggiunto qualche zero perché non esiste esempio al mondo di un popolo che subisce un divario così elevato di risorse che escono e risorse che ritornano, e non è possibile che esista un popolo che non faccia niente, perché addirittura c'è stato, anzi sempre cito il professore Bernardini, che è uno storico moderno, ha detto che a livello di colonialismo nemmeno in un secolo abbondante di colonialismo britannico in India c'è stato il prosciugamento, lo spolpamento che stiamo subendo noi anno dopo anno. Quindi comunque non voglio soffermarmi dopo nei numeri, nelle nostre decine, nelle nostre serate parliamo sempre di questo divario perché immagino che lo conosciate meglio di me. Il punto è trovare la soluzione, perché comunque è da 30 anni che si parla, che si brotola, dice le cose così non vanno, bisogna fare qualcosa. Ed è sempre stata portata una soluzione elettorale. Vota a me e io quando andrò a Roma farò i tuoi interessi. Quindi è quello che bisogna fermarsi e pensare, cioè scusa, io voto te per fare cosa. Non basta l'obiettivo che tu sei d'accordo con me che è un'ingiustizia, non basta dire l'obiettivo così non va bene, che avevo da fare quelle cose. Non ci interessa mandare qualcuno che protesta, che brotola, che è arrabbiato tanto quanto noi, tutti quanti, di questa situazione. Cioè non basta mandare qualcuno che condivide un obiettivo, che è una giustizia fiscale, ci vuole un percorso. Di gente mandata, eletta a rappresentare un popolo per degli obiettivi nobili, l'abbiamo già vissuta. Ci sono stati 20-30 anni di questi tentativi di cambiare, di riformare questo sistema, perché non è possibile, è un'ingiustizia che 70 miliardi di euro ogni anno partono da questo territorio e a livello locale, cioè regione più comuni, stiamo parlando di meno di 20 miliardi. Cioè non è possibile che ci sia un divario così, una forma di centralismo così elevata. Non c'è da nessun'altra parte del mondo. Quindi la cosa normale che uno può pensare è riformiamolo, vogliamo l'autonomia, vogliamo lo statuto speciale come in Alto Adige, perché là ritornano tutti i soldi che loro pagano in tasse. Vogliamo il federalismo come in Svizzera, vogliamo la devolution come nel Regno Unito. Cioè qui ci sono tutte proposte. Il problema è che tutte queste proposte sono andate a fermarsi perché avevano sì come un obiettivo giusto, perché probabilmente forse l'indipendenza veneta non avrebbe tutto questo seguito se vivessimo in un sistema giusto ed equo dal punto di vista fiscale. Cioè se non ci fossero tutti questi problemi dal punto di vista economico, sia amministrativo che dei cittadini, probabilmente non saremmo qua a parlare di soluzioni politiche. Il problema è che tutte queste riforme sono delle riforme dello Stato italiano e per riformare lo Stato italiano ci vuole il permesso del Parlamento
romano. Quindi sono tutte riforme che chiedono a un Parlamento con un migliaio di parlamentari che rappresentano 60 milioni di abitanti di cambiare, di dire no, quelle decine di miliardi che preleviamo dai Veneti e non li diamo indietro, non è giusto che vadano ad altre nazioni, è giusto che se li tengano in conto. Questo non è possibile, non è matematicamente possibile che avvenga questo tipo di riforma all'interno del Parlamento italiano. Non è possibile perché c'è una minoranza che paga più di quanto riceve e c'è una maggioranza che riceve più di quanto dà. Quindi in democrazia la maggioranza vince e dice no, tu devi continuare ad essere prosciugato. È l'esempio di 3 uomini in barca, se c'è uno che rema e 2 che prendono il sole, quando quello che rema si stufa e dice non voglio più remare, gli altri 2 gli rispondono siamo in democrazia, se vuoi rivotiamo e decidiamo chi tocca remare. Questo è il paradosso in cui viviamo. Per questo stiamo parlando di uno Stato irriformabile che è arrivato al capolinea. Dopo possiamo anche parlare più dei numeri della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, del debito che sta esplodendo, però questo non ci interessa, perché noi non dobbiamo guardare tanto le problematiche di uno Stato fallito, di uno Stato irriformabile, non dobbiamo protestare, ma dobbiamo trovare la soluzione. E Indipendenza Veneta ha trovato la soluzione, ma non perché ci siamo seduti intorno al tavolo e ci siamo messi a pensare, perché abbiamo guardato cosa succede in giro nel mondo, perché ha detto come mai noi dai 20-30 anni autonomie, statuti speciali, federalismi, non è cambiato niente. E dopo ci guardiamo nell'arco di 60-70 anni, dalla fine della seconda guerra mondiale, che c'era una settantina di paesi al mondo, adesso ce ne sono 200, in 60-70 anni sono triplicati il numero di stati al mondo. Sì, con qualche guerra civile, ma nella stragrande maggioranza dei casi in maniera pacifica, in maniera democratica. Allora come mai se abbiamo appena detto che è per colpa della democrazia che non si riesce a riformare lo Stato italiano, perché c'è una minoranza che paga e c'è una maggioranza che riceve? Come è possibile parlare di un percorso democratico pacifico? Il punto è molto semplice, l'ha accennato prima Alessio Morosi, quando ha parlato di diritti naturali. Noi, come popolo, non siamo proprietà di qualcun altro, non siamo le decisioni che riguardano noi, non sono di qualcun altro, cioè non siamo delle vacche, non siamo una proprietà di qualcun altro. Noi come popolo abbiamo il diritto di autodeterminarci. Questo è un diritto naturale, come spiega sempre Alessio, che per di più è anche accettato dalla comunità internazionale. Qua nel libretto c'è scritto il patto di New York del 1966, ormai da 47 anni che c'è questo diritto riconosciuto. Ed è una cosa semplicissima, cioè se noi vogliamo l'autonomia, il federalismo, lo statuto speciale, sono tutte riforme dello Stato italiano, obiettivi decenti, perché ci darebbe una parte delle nostre risorse dietro, una parte di giustizia, però necessitano una riforma dello Stato italiano, che è una cosa impossibile. Però se noi, come popolo veneto, diciamo, noi non vogliamo riformare lo Stato italiano, perché è impossibile da riformare, noi non vogliamo più farne parte, allora quella non è più una decisione di 60 milioni di abitanti, non è più una decisione di un Parlamento romano con 1000 parlamentari che non ci rappresentano, allora è una decisione del popolo veneto e questo è un diritto tutelato dalla comunità internazionale. Quindi è sì più ambizioso parlare di indipendenza, che tanti dicono indipendenza e dice beh, non siamo stati di raggiungere neanche l'autonomia quando ho dovuto parlare di indipendenza. Fare un urlo di protesta. Sì. Com'è possibile se non riesci neanche ad arrivare a quella collina perché c'è un burrone di mezzo? Cosa vuoi ambire a quel collo ancora più bello
punto è il percorso, perché per arrivare a quella cima più alta, più bella, non siamo obbligati a passare per l'autonomia, non dobbiamo saltare giù nel burrone. C'è un percorso dritto. È il diritto di autodeterminazione, è un diritto che si basa su un percorso internazionale. In parole povere, non serve la decisione di 60 milioni di italiani, ma solo di 5 milioni di veneti, che tra l'altro non sono neanche 5 milioni di veneti, perché solo 3 milioni e 8 hanno diritto di voto e gli altri sono minorenni. Quindi su quei 3 milioni e 8 parliamo di un quorum del 51%, quindi di 1 milione e 9, basta 1 milione e 9 di veneti che vadano a votare e hai il quorum. E di quei 1 milione e 9 basta che la metà voti sì, quindi stiamo parlando di 950.000 veneti, neanche 1 milione. Per questo è un percorso diretto e più semplice, perché basta solo i veneti. Abbiamo la tutela della comunità internazionale. Per fare questo non lo dico perché l'ho letto sul libro, perché basta guardare i telegiornali che non siano quelli della RAI. Sappiamo che la Scozia l'anno prossimo, a settembre, il 18 settembre 2014, farà un referendum sull'indipendenza della Scozia con lo stesso identico percorso che stiamo seguendo. Sappiamo che la Catalogna ha intenzione di farlo nel 2014 con lo stesso identico percorso. Sappiamo che ci sono stati numerosi casi nel mondo, ma anche in Europa, che hanno fatto questo stesso identico percorso. L'ultimo è stato quello del sud del Sudan, che è in Africa, è tutta un'altra situazione, però in quel caso il sud del Sudan nel 2011 è diventato indipendente perché con monitoraggio delle Nazioni Unite solo i cittadini del sud del Sudan avevano votato per questo. Avevano ragioni etniche, religiose, perché la maggioranza al nord era musulmana, la minoranza al sud era cristiana, però comunque per quelle esigenze noi ne abbiamo diverse. Solo loro hanno la tutela delle Nazioni Unite. È successo in Montenegro nel 2006, in Groenlandia nel 2009, tanto per rimanere in Europa. Quindi questo è un percorso fattibile. Però ricordiamoci che questo non è un percorso calato dall'alto. Qua non stiamo parlando di andare a chiedere alle Nazioni Unite fateci l'indipendenza perché quando siamo andati a Roma a chiedere l'autonomia non ce l'hanno data. Qua nessuno ti regala niente. È inutile avere, non basta avere 1100 anni di storia come popolo. Bisogna dimostrarlo oggi che siamo un popolo. Non basta la storia, dobbiamo dimostrarlo noi con i fatti, perché nessuno ci regalerà mai nulla. Dobbiamo essere noi a meritarcelo. Quindi è per questo che il nostro percorso parte dal basso. Perché sì, l'obiettivo è fare questo referendum che darà un mandato per dichiarare l'indipendenza con la tutela della comunità internazionale. Come farà anche la Scozia, quindi non saremo l'unico caso in un'Europa che sta cambiando, sarà l'Europa, la Scozia, la Catalogna, le Fiandre e probabilmente tante altre. Deve partire dal basso questo percorso, deve partire dal basso, difatti noi l'abbiamo avviato facendo un pressing sugli stessi consiglieri regionali, ancora a partire dall'autunno scorso, e l'abbiamo fatto sicuramente trovando prima un che di derisione, perché la prima volta gli dicevano vogliamo fare qua sì, come qua e là, no, io sono... Però alla fine è talmente semplice, è talmente banale, che non occorre essere un avvocato per capire. Cioè non occorre essere un giurista per capire il nostro percorso. Quindi perfino i nostri consiglieri regionali, con questa cosa qua sulla loro tavola, a un certo punto, dopo il primo giorno di derisione, il secondo giorno di derisione, sentendo anche il press, persone del loro collegio elettorale che li chiamano, che gli scrivono, magari imprenditori che hanno finanziato la loro campagna elettorale, dicono ma perché non facciamo questa cosa qua? Mi sembra semplice, ho detto. A un certo punto le cose si sono mosse. Però, e quindi ormai siamo arrivati al dunque, cioè c'è sul tavolo della Regione Veneto un progetto di legge numero 342 per indire il referendum d'indipendenza. Però la cosa fondamentale è agire come popolo. Quindi questa non deve sembrare una cosa
Tanti dicono, Zaia cosa fa? Zaia suba. Zaia è sì il presidente del Veneto, okay. Però lui non può mettersi nelle condizioni di dire questa è un'idea mia e voglio trascinare i veneti in qualcosa che mi sono inventato un giorno e voglio fare. Lui deve essere spinto dai consiglieri regionali, e i consiglieri regionali devono essere spinti dai consiglieri comunali e dalle amministrazioni comunali, e i consiglieri comunali devono essere spinti dai cittadini. Questo deve essere il percorso, deve essere una cosa di massa, cioè una cosa sentita, organizzata dai cittadini, che devono iniziare a smetterla di agire da sudditi e aspettare che qualcosa venga fatto dall'alto, cosa deciso Roma, cosa deciso Bruxelles, cosa deciso New York, ma dobbiamo essere noi a dire non siamo sudditi, siamo dei cittadini e vogliamo questo. Provate a immaginare che se trapiantiamo, qua abbiamo anche un amico veneto svizzero che ci è venuto a trovare, che ho conosciuto prima, molto piacere, ma proviamo a immaginare, e magari per dare il perfetto, se trapiantiamo tutta la cittadinanza svizzera, che sono pressopoco come noi, nel 5 milioni, noi sono i stessi, in Veneto, con l'apparato italiano, con il sistema italiano. Cioè questi qua, nel giro di 5 minuti, ti farebbero tutti il referendum di indipendenza del Veneto, svizzero, dichiarerebbero l'indipendenza e farebbero la Svizzera, perché questo qui andiamo incontro. Cioè, il Veneto ha le risorse per diventare meglio della Svizzera, cioè saremo il Lussemburgo dell'Europa. Avremo talmente tante risorse per dimezzare le tasse. Prima al nostro amico Massimiliano gli sembrava impossibile che le tasse in Svizzera sono del 18%, ma potrebbero benissimo essere del 18% anche qua. Cioè non stiamo parlando di fantasia, stiamo parlando di numeri che qua abbiamo creato con 20 miliardi di residuo fiscale. Non faremo neanche a tempo a spenderli tutti, cioè non potremo abbassare abbastanza le tasse per far fuori quel residuo fiscale. Ci sarebbe da aumentare le pensioni a un minimo di 1.000 euro al mese, cioè minimo dignitoso. Ci sarebbe un aumento del 50% degli stipendi medi. Sembra una cosa, sì, del 50%. Parliamo che adesso lo stipendio netto è 1.100, un 50% in più, cos'è? 1.650? È lo stipendio medio in Germania. Ma noi l'abbiamo calcolato perché riducendo certe tasse, riducendo il costo del lavoro, con le risorse che abbiamo a disposizione, questo sarebbe il futuro. Quindi è soprattutto una questione di mentalità, perché sappiamo benissimo che se gli svizzeri fossero qua, in questo sistema, in 5 minuti sarebbero indipendenti, perché loro sono abituati da secoli ad avere una mentalità da cittadini e loro hanno uno Stato a misura di Svizzera, a misura di cittadino, perché è lo Stato che si merita. Quindi, prima di tutto dobbiamo essere noi a meritarci uno Stato consono con la nostra cultura, consono con le nostre tradizioni, consono con il nostro modo di vivere, senza tutta questa burocrazia, senza tutte queste tasse, senza tutte queste ingiustizie. Però dobbiamo essere noi a farlo, e l'unica maniera per farlo è non di aspettare qualche decisione da Venezia, ma essere noi stessi cittadini, noi stessi consiglieri comunali che sono i rappresentanti istituzionali più vicini ai cittadini, e dire questo progetto di legge mi piace, io lo approvo, come ha fatto il comune di Castellavazzo, come ha fatto il comune di Gallio, come ha fatto il comune di Segusino, come ha fatto il comune di Trissino, come ha fatto il comune di Cassola, come ha fatto il comune di Avaro Terra, non tanto distante da qua, non tempo né chilometri. Quindi quello che vi chiedo, e dopo sono curiosissimo di sentire anche le vostre domande, è di approvare questo ordine del giorno per sollecitare la Regione Veneto a passare la proposta di legge numero 342 subito, anche con un consiglio comunale straordinario. Dobbiamo farlo prima che questi vadano al voto, perché devono sentire la forza del popolo